Allora, oggi stiamo andando a fare una passeggiata, siamo molto vicini a casa, stiamo andando a fare un giro alla cava abbandonata. E non siamo i soli? Sì, abbiamo appena incrociato un'altra coppia che andava su. Beh, posso dire dove siamo perché tanto poi metterò il nome, poi è tutto abbandonato, ma è tutto aperto, accessibile, proprio per fare le passeggiate sui colli. Però non mi viene il nome, Cava Cava Bonetti. Bonetti. Mi sembra che si Cava Mi Bonetti pare di questo. sì, comunque poi lo Casomai scriverò. correggiamo. Esatto. Se Se- sbaglio mi corrigerete. disse qualcuno. Attento, stavi per pestare una merda di cane. Ok. Cowboy. In realtà noi siamo già stati qua qualche anno fa. Ho fatto un po' di foto che trovate ancora sul mio blog. Poi vi metterò il link qui da qualche parte per andarle a vedere. E andiamo a vedere a distanza di anni. Tanti anni, adesso non mi ricordo quando siamo Almeno venuti, 10 ma anni. no, 10 forse no, ma 7, 6, sì, sì, di sicuro. Comunque vediamo come stai per andare in mezzo ok. Vediamo com'è cambiata, cioè abbiamo visto di recente un video, eh, tante cose che c'erano non ci sono più. Penso che sia stato come un po', Ripulito. sì, bonificato, non so se volevano buttare giù tutto, non ho idea. Comunque adesso andiamo a scoprirlo. Ecco, questo è il sentiero, è una passeggiata anche molto semplice, molto carina anche da fare così una domenica pomeriggio. Un po' di stacco, che stamattina ho lavorato, adesso ho detto oggi pomeriggio no, voglio andare a fare due passi in mezzo al verde. Comandi. Mamma che brutto. In Visto? fondo Eh. c'è un albergo, sempre Urbex, che trovate nel mio canale, e di questo da qualche parte se volete vi lascio il link. Allora, a parte il mio fiatone, c'è qualche erba qua in mezzo che ha odore da cipolla. Cipollino, cipolla. Cipollino. L'abbiamo già trovato in un altro posto abbandonato. Magari qualcuno di voi lo sa che erba è. Se lo sapete scrivetecelo nei commenti perché siamo proprio curiosi. Proprio cammini e sento un forte odore da cipolla, cipollino. Adesso se mi ricordo giusto doveva essere qua dietro questa curva. No, Credo di forse, sì. ma comunque dovremmo essere quasi arrivati. E qui c'è, cos'è, un vecchio scavatore? Beh, che tu sei esperto di scavatori. Dici, raccontaci. Sì. Vai, vieni fin qua. Eh? Eh sì. C'è ancora il seggiolino. Lì ci sono anche Aspetta. tutte le leve per comandarlo. Dove? Ah, sì, sì. Eccole là. Completamente invaso dalla vegetazione, quindi questo qua da un bel po'. Sì, ecco, non vedo se si vede il Sì. braccio. Sei proprio venuto in mezzo. Bene, devo spostarmi. Complimenti. Dove vai con quelle braccia tutte tatuate? Ancora uno da finire. Aia. Allora, da quello che mi ricordo dell'altra volta che siamo venuti qua, questa, che la vedete qui così dietro, è una vecchia cava di trachite, però in questo momento non mi ricordo né in che anno né il motivo per cui è stata chiusa e abbandonata, quindi devo cercarlo di nuovo, devo cercare le informazioni di nuovo e quindi ve le scriverò in questo pezzo di video, così lo sappiamo noi e lo sapete anche voi. Adesso tu dicevi che Secondo me là sopra, cioè ah, per fare il giro andare dietro il monte. Però dopo no, dobbiamo chiedere a Nicolò perché c'è stato un sacco di volte, conosce il posto, sì. lui abita sui colli. Non lo so, perché non mi sembra molto agevole là un percorso da fare a piedi.
Beh, mi Anche, pare che mi abbia detto che veniva su in moto e poi faceva tutto il giro, però non sono eh, sicuro se fosse questo il posto. beh, magari Nicolò poi scriverà un commento qua sotto dove racconta, così ci toglie Nicolò. questa curiosità. Se non scrivi il commento, Nicolò, ti spacchiamo la testa. Lascia stare Nicolò. Andiamo a vedere dentro cosa è rimasto rispetto all'altra volta. Ciao Teo, ciao Vale. Allora, in teoria sì, riesci ad arrivare sulla cresta di dove scavavano, però dipende se ci va ancora la gente, perché io ai tempi quando ci andavo era un po' difficile arrivarci, perché non è che c'è un sentiero battuto, cioè o vedi se c'è l'erba calpestata e se è già passato qualcun altro, la capisci la strada, se no per arrivare sopra la cresta è un po' difficile. E infatti io una volta mi sono anche perso. Però se vuoi andare tipo sotto, sotto ci vai tranquillamente, però sì, anche lì non è che vivi più di tanto, però insomma lì ci vai sopra, è molto più figo, però attento a non perderti. Allora, già mi ricordo che c'era un divano qua. No, era fuori. No, no. Andremo a vedere, anzi Ah, adesso, no, perché il mio telefono è sui gimbal. guardi dal mio. Dal tuo andiamo a vedere le foto perché io ho una foto lì dove ci avevo messo Angelina. Eh sì, mi ricordo che c'era il pupazzetto, ma è Eh, fuori se non sbaglio. Angelina è una cloned doll. Anche su di lei c'è un post sul mio blog che vi linkerò qua. Andateli a vedere tutti i post sul blog perché è bello. Qualche, Montavolo da obitorio. qualche finto rito. Ma no, è per la tracheite. Sì, era una Per la battuta. trachite. La Ho sbagliato. Avanti con la tracheite. Comunque è Mm, pieno di graffiti eppure belli. sì. Ah, a proposito, se non sbaglio, qua, credo fuori lì, dovrebbe esserci anche un cani random che l'altra volta, anni fa, non c'era, l'ha fatto Adesso vediamo. qualche anno fa, dovrebbe essere fuori lì. Adesso andiamo a vedere. Vabbè. Mi è venuto in mente adesso che hai detto i graffiti. Visto di qua? No. Qua ci dormiva qualcuno. No, va a vedere. Cosa devo far vedere, scusa? Qualche set. Non è sangue Ah, ho vero. fatto qualche set no, con le mani senza guanti. Il finto sangue, si vede lontano miglio che è vernice. Anche là è pieno. Le candeline. Hanno fatto qualche set finto Sì. satanico. Era un altro cani random. Dove? Ah sì! Con il Ma gatto che sia vero e gli questo? uccellini. Aspetta. Nicolò, Nicolò, we love you. Cucciola. Qua era tutto pieno, ah, guarda, sì, era Pulito. tutto pieno di carte per terra. Ah, sì.
Non mi ricordo se appunto sul mio blog c'è una foto, mi pare di sì. Cosa mai la metti se c'è? Se ce la metto, mi pare proprio questa stanza perché poi lì c'è il terrazzino che non ha parapetto, quindi. Madonna, c'è delle crepe, niente male sto posto, non notato adesso. Ok. Vieni, vieni. Ma guarda, guarda questo fino per terra, guarda. Non l'avevo mica vista quella lì. Nemmeno io. Aspetta che esco. No, starà, starà. Grazie, vaffanculo. 35020. Ah, qui ha bruciato, ha preso fuoco. Sì, avrà bruciato. Mm. No, non c'è niente. Questa era, penso, sembrerebbe una cucina, perché ha Sì, ciao, l'hai presa dal rubinetto. O qualche le locale. piastrelle Ah, da cucina, no? sì. È tutto bruciato qua però, eh? Guarda anche sopra qua. Ha preso Wow. tutto fuoco qua. Oh, non c'è più il soffitto. No? Mm. Non so se hanno bruciato o ha preso fuoco. Boh. Cos'è che c'è? Il gatto cinese che ne fa? Io vado a casa. Eccolo là. Guardiamo qua dentro. Poi là. Io passo di qua, eh. Sì. No, non c'è niente. Castra schicciona. Oddio. Ma è rimasto il bagno intero. Stavi riprendendo? Sì. Quindi è venuto a fare il mio audio castra schicciona, c'è fa un colpo con un colombo. No, ci sono le turche. Sì. Sto ancora riprendendo. E ci sono le casette delle api qua. Ah sì. No, no, non andare vicino. Vado solo a fare una ripresa. Sì, ma non vicino, No, che le no, anche perché disturbi. è pieno. Cos'hai combinato? Ho dimenticato di caricare il drone. Ah, ecco. Non veniva una bella ripresa e si è dimenticato di caricare il drone. Mannaggia. Qua c'era la cassaforte, no, c'è ancora, ma no, sì, c'è ancora, è stata credo aperta, perché è tutto verde? Boh, vabbè. Eh, Ma non capisco, sì, sì, l'hanno aperta, credo. Boh, vabbè. Cioè, niente, è tutto vuoto, chiaramente. Questa è un'altra appunto differenza rispetto all'altra volta che era tanto pieno di roba. Si vedeva proprio c'era proprio il segno che qualcuno ci aveva vissuto in maniera ovviamente abusiva. Poi c'è un'altra stanzetta super buia, ma non c'è niente. Tutto vuoto. Quello forse era una bacheca degli annunci. Sai che posto è quello? Eh, La direzione. come fai a saperlo? C'è scritto? Sì. Ah, aspetta un secondo, perché io vedo qua. Aspetta che interrompo e mi avvicino, se no mi ammazzo, sono sicura. No, avevo visto in lontananza questi bigliettini, non so quando risalgono, ma ci sono dei post-it attaccati, ma sono praticamente illeggibili. Non so se li ha lasciati qualche boh, altro esploratore, no, non lo so. Vabbè. Ecco dove c'è scritto direzione, qua sopra. Ecco, niente drone, non riusciamo a caricarlo. Troppo Ah, scarico. sì, non riusciamo a caricarlo abbastanza per farlo volare in sicurezza, quindi, cioè, non parte proprio. Però, insomma, siamo anche vicini a casa, quindi possiamo tornare anche solo per fare un voletto col drone, cretinone. Bene, direi che, aia, questo breve Ma intenso. ma intenso, questa breve ma intensa esplorazione urbex, anche se il posto lo conoscevamo già, finisce qui.
stato interessante vedere com'è cambiato nel tempo questo posto, in peggio ovviamente, vabbè. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, aiuto, ok. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, abbonatevi, super grazie, quello che vi pare, tutto quello che vi pare appunto per supportare queste nostre avventure. Alla prossima, ciao! Saluti tu? No, Ciao, niente. Ne. Ecco, ciao.